La riserva delle Maccalubbe di Aragona, come riporta il quotidiano La Sicilia, è stata dissequestrata a 10 anni dalla tragedia che causò la morte dei fratellini Mulone, Laura e Carmelo. Una tragedia senza colpevoli per la Corte d'Appello di Palermo, che ricordiamo ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva ritenuto responsabili, condannandoli, Domenico Fontana, ex presidente di Legambiente, e Daniele Gucciardo. A 10 anni dal tragico evento, ecco arrivare l'ordine di dissequestro della riserva, che manda in archivio la triste vicenda per la quale la giustizia non è arrivata per come ci si attendeva. Secondo i giudici di Palermo, l'unica condotta che avrebbe potuto evitare la morte dei fratellini Mulone sarebbe stata la definitiva chiusura della riserva delle Maccalubbe, ma gli imputati, Fontana e Gucciardo, non avevano il potere, anche per contratto, di adottare la chiusura del sito. Sempre secondo i giudici, una decisione avrebbe dovuto essere presa a monte prima dell'affidamento della gestione a Legambiente. Allora dei responsabili ci sono tra coloro che, essendo venuti a conoscenza del pericolo, non hanno mosso un dito. Chi stava al di sopra di Fontana e Gucciardo, che aveva cioè il dovere e il potere di fare quello che ai due imputati era vietato fare, che aveva il compito di intervenire, insomma, e non lo ha fatto, è il responsabile della tragica scomparsa dei bambini. I giudici di questo non parlano, purtroppo, e ha avuto ragione la mamma dei fratelli ad affermare che i suoi bambini sono stati uccisi 2 volte, se dopo 10 anni la giustizia non ha saputo essere all'altezza. E una tragedia come quella delle Maccalubbe non può essere archiviata così, a cuor leggero, come purtroppo si è fatto.